E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento un'altra chicca della pasticceria palermitana. Sto parlando di cazzette di Parrino. No, niente, non mi scantate. Non sarà un video vietato ai minori, assolutamente no. Ma è un tipico biscotto che solitamente si usava a fare nel periodo dei morti, quindi di ogni santi, ma che ormai si trova tutto l'anno in qualunque più che pasticceria panificio palermitano. Li conosceranno non come cazzette di Parrino, ma come biscotto Reginella. O in alcuni paesi addirittura viene chiamato un cimennato, perché ormai questo biscotto lo si fa in tutta la Sicilia. Cimennato perché si usa appunto il sesamo, che in siciliano viene chiamato cimino, quindi incimennato nel senso pieno di semi di sesamo. Ma perché porta questo nome così, come dire, quanto colorito? Semplicissimo, dietro ogni nostro piatto c'è una storia più o meno vera, più o meno leggenda, ma sicuramente molto molto affascinante. E anche questa ricetta è avvolta da questo alone di misto storia, leggenda e ve lo racconto. Si narra che questo biscotto nasce nel convento di Santa Caterina, erano delle grandissime pasticcere, da lì sono nati i più grandi dolci della pasticceria siciliana, compreso il suo biscotto chiamato cazzette di Parrino. Ma adesso veniamo al dunque del perché viene chiamato appunto cazzette di Parrino o Reginella. Si narra che la regina di quel periodo usava spesso venire a Palermo e a degustare i manicaretti che preparavano appunto le suore di Santa Caterina. La madre superiora, che non è che fosse tanto felice di questa sua, come dire, predisposizione nell'andare ogni qualvolta venisse in città a trovarla, tanto perché comunque sia doveva organizzare il tutto, perché non è che arrivava una persona qualunque, comunque arrivava una regina e quindi bisognava avere tutto in maniera perfetta ed impeccabile, e ciò comportava una mole di lavoro non indifferente, anche perché la regina non è che c'aveva sulla pigliava un tazzi, che danno tazzo un ciniere, si portava tutta la corte appesa e aveva a fare mangiare a tutti chi si sbafo. Ma voi immaginate, no? Quindi secondo me un po' la madre superiore a braccino corto l'aveva. Ma andiamo al dunque. Uno di questi giorni la madre superiore decise di preparare questi biscotti fatti in una maniera così semplice, ma anche economica, per così accelerare i tempi e poter accontentare la regina e andare anche lei, tutto sommato, al risparmio. E preparò questi biscotti incimennati. La regina li assaggiò e se ne innamorò follemente e chiese alla madre superiore come si chiamassero questi dolcetti, perché poi li voleva far replicare nelle cucine. E la madre superiore, presa alla sprovvista perché era un dolce inventato lì per lì, esclamò cazzete di Parrino, perché comunque era un po' burlona e, se vedete la forma, evoca un attimino quello che può essere la parte, diciamo, anatomica maschile, quindi un po' burlona. Reginelle perché comunque sono stati creati in onore della regina, e da qui il binomio cazzete di Parrino o Reginella. È incimennato perché viene fatto appunto col sesamo. Allora, ingredienti semplicissimi, perché appunto la monaca a braccino corto avevano le gra splendida. Mamma, immagino la scena. Allora, farina, dello strutto, uova, zucchero, latte, marmellata di arance. Quindi, come vedete, ricetta veramente basic. E poi ovviamente i semi di sesamo che ho messo qua, che ne chiamiamo cimino, mi raccomando, o cimino. Allora, dobbiamo unire tutti gli ingredienti e andare a formare una classica frolla siciliana. Le grammature ve le faccio trovare giù in descrizione, quindi non ve sto qua ad elencarle, ho soltanto elencato gli ingredienti, e adesso o fate una classica fontana e andate inserendo i vari elementi, oppure, se siete tecnologici come la mia, inflate con planetaria e impastate, velocità minima, e otteniamo una frolla. Adesso comunque, come al solito, vi faccio girare da questa parte, così vedete tutto bene da vicino. Aria, mettiamo dentro tutti gli elementi, lo strutto, zucchero, chiudo e comincio a flandare a velocità 1. Ok, adesso metto un cucchiaio di marmellata di arance, uovo, accendo e poi inserisco a filo il latte. Ok, come vedete morbida ma ancora abbastanza slegata, come è giusto che sia una frolla. La trasferiamo su un piano da lavoro e la finiamo di lavorare a mano. A proposito di braccino corto, non facciamo siete come la monaca, mi raccomando, siate generosi, lasciate like, commenti, condividete, iscrivetevi, insomma, tutto ciò contribuirà alla crescita del mio canale
E io di questo non posso che esserne contento, e se sono contento io, sarete contenti anche voi, perché io vi farò ancora tante belle ricettine. E adesso in maniera delicata, senza forzare troppo, perché non deve uscire maglia glutinica, mi raccomando. Andiamo a compattare questo impasto, quindi ci vorranno 1 o 2 minuti. Benissimo, avete visto, abbiamo finito di impastare a mano. Facciamo un salsicciotto appiato per agevolarci il lavoro. Vedete, i pezzettini di arancia, secondo me, sono una meraviglia. Ma c'è chi usa, per esempio, marmellate di albicocca, chi la marmellata di fragola. Ognuno usi quello che vuole. Io amo l'arancia perché comunque è inerente un po' anche a quello che è il mio territorio, la Sicilia. E secondo me questo sapore dolce, agro, smorza tantissimo la dolcezza di una frolla. Ma anche lì, come vi dico sempre, sono dei gusti personali. Voi usate un cucchiaio di marmellata, io vi consiglio di usarlo, poi quella che più vi piace. Moltissimi usano l'albicocca, per esempio. Allora, io ne faccio un cilindro, vedete, in questo modo. Mi sono portato avanti col lavoro perché già appunto da qui poi ricaverò tanti cazzetetti di Parrino, perché tante cazzetetti di Parrino poi fanno un rocco. Lasciamo stare, andiamo avanti. Lo pellicolo e lo trasferisco in frigorifero a farlo indurire. Adesso non è più un video di cucina, sta diventando altro. Un cazzetto di Parrino farlo indurire. Vabbè, allora andiamo avanti. Pellicolo, frigorifero per almeno 2 o 3 ore. Quando è bello duro, andiamo fra 2 o 3 ore. Perfetto, è trascorso il tempo necessario per fare indurire il nostro futuro cazzetto di Parrino. Lo andiamo a togliere dalla pellicola e andremo a ricavare tanti piccoli pezzettini. Quindi, con un tarocco, un coltello, quello che avete, la grammatura è a sentimento, come dico io, però calcolatevi bene o male almeno un 20-30 grammi a biscotto. Poi passiamo tra le mani e dobbiamo andare a formare quello che sono i classici cazzetti di Parrino, o addirittura somigliano pure ai cazzilli. Per chi non fosse palermitano, i cazzilli servono le famose crocche palermitane, perché da là deriva, la testa là è, non è che in effetti anatomicamente un po' ricorda qualcosa che faccia parte dell'anatomia maschile. Ecco, data questa forma, tuffare in un piatto dove all'interno precedentemente abbiamo messo del sesamo, campana e metano, si chiama cimino o giugiulena. Dopo spargiamo bene bene ogni sua parte, deve essere bello chino. E fatto questo, lo andiamo a riporre in una teglia foderata carta forno, distanziati non tantissimo, perché tanto non gonfiano, quindi restano così. Oggi non è giornata di ricetta. E adesso forno preriscaldato 170, massimo 180 gradi, fino a totale doratura. E davanti!